Niente sospensione dei pagamenti e dei contributi, i pescatori all'attacco. Il decreto mille proroghe è diventato legge. Ancora una volta bocciato l'emendamento proposto da alcuni deputati della Lega sullo stop ai contributi che avrebbe garantito respiro alle numerose aziende del Delta del Po, alle prese da anni con l'emergenza granchio blu. A distanza di 2 anni dall'arrivo di questa specie aliena, la situazione nelle lagune di Porto Tolle e le lagune anche limitrofe è veramente disastrosa per una questione di produzione di vongoli che è praticamente azzerata. Fortunatamente è arrivato anche il piano di ripartenza, è arrivato anche il commissario e soprattutto per fortuna i nostri pescatori stanno provando questa ripartenza. Si prova quantomeno a ripartire, anche se la situazione è delicata. Delle 1500 aziende ittiche di Porto Tolle, oltre 400 hanno dovuto chiudere i battenti. Molti gli addetti lasciati a casa, i quantitativi di vongole decimati. Meno produzione, meno introiti. In pochi anni il fatturato del consorzio dei pescatori del Delta è passato da 64 milioni a 15 milioni di euro. Recentemente alcuni fondi sono arrivati, ma non bastano a tamponare l'emorragia. Ennesima delusione, ennesimo rammarico per una situazione ormai diventata per qualcuno insostenibile e tanti hanno abbandonato il lavoro della pesca perché non riescono a pagare i contributi e così quindi siamo fortemente delusi da questa situazione. Ripartire non è per nulla semplice. Nel frattempo, con il commissario straordinario Enrico Caterino, è stato costruito e presentato al Ministero dell'Agricoltura il nuovo piano antigranchio blu. 10 milioni in 2 anni per supportare le attività ittiche del Delta. In questo momento di crisi si cerca di fare di necessità virtù. Il granchio blu, da un lato una minaccia, dall'altro un'opportunità per tentare di rilanciare un mercato sempre più in difficoltà. Abbiamo appunto fatto stipulato contatti commerciali sperando, sono fiducioso di quest'anno di fare una buona vendita di granchio blu appunto per dare un sfogo ai pescatori che sono rimasti in attività.